Le patrie lassate. Sta poesia che vi recito è come una scacchia che mi fa sentire la mente china di paglia. Non voglio sparare la ronna di Aderina, anzi ci porto rispetto da mattina a sera. Le matrimonie, si sa, spesso si sfrasciano e lo marito con la moglie poi si passano. Chi che patiscono questa crisi sono le figlie, che restano come sfincione senza ticchie. Le giudici ascoltano le parti, dettano le leggi e affidano sempre alle madri le piccerette. Lo padre le può incontrare appuntamento o obbligato quando paga mantenimento. Certe volte si riduce spaesata senza sorte e lui dormire ammantato sotto un ponte. Alle volte la mensa dei poveretti infila l'uvire e si mette in lista per vinnersi l'urrene e la fide. Le chiamano le nuove povere, ste patrie lassate, ste uomini che piangono un silenzio disperate, quando le donne non ci fanno vedere le figlie e per ogni minchiata le denunciano alla legge. Sono semplici padri che cercano le sue figlie, le vire di lontana scuola a salutare le piccerette, aspettano con ansia una telefonata o un messaggio e certe volte sfasano della testa e fanno un danno. Evitiamo femminicidi o stragi in questa terra. Non serve a niente smercarsi facendo guerra. Seminiamo bene e mettiamo di sotto lo male e lasciamo un sciavolo del rispetto che conta e vale. Adesso